Oggi vi porto sul Col Visentin, nel versante meridionale, quello che guarda il Fadalto. Faremo un percorso ad anello composto da alcuni storici sentieri che si diramano dalla località Fais. Partiamo per il Troi del Col Formiguer fino ad arrivare a nord di Borgo Trubian. Da qui ci innestiamo sul Troi dell'Erba Bianca che ci permetterà di raggiungere Forcella Zoppei attraverso un salto altimetrico considerevole. Percorreremo un breve tratto di strada forestale fino ad arrivare a Col Collon, dove si dirama un altro importante sentiero, il Troi de Medo, il 985. Lo percorriamo attraversando alcune storiche casere fino a Casera Marin e da lì scendiamo per un breve tratto del Troi della Montagna, 985A. Lo lasciamo innestandoci su un altro storico sentiero, il Troi dei Crodoi, che ci permetterà di chiudere l'anello nuovamente a Borgo Collon, passando per una caratteristica borgata costituita da vecchie case oggi completamente disabitate, Casere Biz. Fais non è un borgo, è un insieme di borghi aggrappati sul versante meridionale del Visentin. Vizza, Previdal, Borgo Olivi, Borgo Trubian, Borgo Menegon, Borgo Collon e Crodarossa sono 8 storici paesini dove gli abitanti conducevano una vita semplice, dedicata all'agricoltura e alla pastorizia. L'itinerario inizia lungo la strada che porta al Visentin, poco distante da Fais. Percorriamo il Troi del Col Formiguer, che nel primo tratto affianca le omonime casere, poste in un punto panoramico su Serravalle. Seguendo i segni rossi posti sugli alberi e sui sassi, incontriamo delle piattaforme in pietra di vecchie teleferiche e seguiamo il Troi dell'Erba Bianca che ci porterà a Forcella Zoppei. Lungo il sentiero incontriamo la Casera dei Masi, posta nei pressi della storica Lama della Carintia. Quindi giungiamo in Forcella, dove si osserva il versante occidentale del Col Visentin. È la volta del Troi de Medo, identificato dal segnavia 985. Questo lungo sentiero ci consentirà di avere panorami spettacolari sulla pianura veneta e sulla Val Apisina. Alzando lo sguardo verso il pendio, notiamo delle caratteristiche formazioni rocciose, i crêpe. Ciascuno ha un nome curioso, assegnato dalla gente del luogo per distinguerli l'uno dall'altro. Il crêpe delle Gatole, il crêpe del Zilliger, il crêpe del Fadel sono stati per secoli punti di riferimento importantissimi durante l'alpeggio. Sono costituiti da calcare selcifero della formazione di Fonzaso. Lungo il sentiero incontriamo numerose vecchie casere diroccate. La prima è la Casera delle Gatole, da dove si dirama l'omonimo sentiero diretto al crinale di vetta.
Poco dopo aver incontrato l'ultimo rudere, Casera Marin, abbandoniamo il Troi de Medo per inserirci sul Troi della Montagna 985A, che scende ripido verso 9. Lo lasceremo dopo pochi minuti per deviare sul Troi dei Crodoi, che ha come obiettivo Casere Biz e Borgo Collon. Questo sentiero attraverserà una strada forestale tagliafuoco e supererà alcuni passaggi un po' esposti prima di giungere al vecchio borgo. Siamo arrivati a Casere Biz, è un borghetto disabitato il cui appellativo deriva dalla famiglia Biz che l'ha popolata fino a metà del secolo scorso. Qui il tempo si è fermato e la natura si sta impadronendo di tutto ed è incredibile come gli alberi riescano ad infilarsi nelle varie abitazioni come fosse una sorta di Angkor Wat in chiave prealpina. L'itinerario che abbiamo percorso è stato particolarmente bello a livello di panorama sulla Valla Pisina con i suoi laghi, ma anche sul crinale di vetta del Col Visentin. È il momento di riprendere il cammino, tra pochi minuti saremo a Borgo Collon, che è qui sotto, dove concluderemo questo anello dopo circa 5 ore di cammino. Giunti a Borgo Collon, in pochi minuti ritorneremo a Borgo Menegon, dove termina la nostra lunga escursione sulle alture di Fais, dopo circa 10 km di cammino e 900 metri di dislivello.